Bentornati in diretta, da voi la linea. Il nuovo ricorso al TAR contro l'ordinanza Fedriga sulla scuola ribadisce l'incongruità del provvedimento rispetto alle evidenze scientifiche del CTS ed evidenzia l'incompetenza della Regione di emettere ordinanze a fronte dei DPCM nazionali. Il ricorso promosso dai 19 genitori è stato notificato questa mattina, come spiega a Telefriuli l'avvocato Filippo Pesce, che ha predisposto il testo del ricorso. Quello è solo l'iceberg, ci sono tante famiglie che sostengono i ricorrenti. È stato notificato alla Regione Friuli Venezia Giulia il nuovo ricorso presentato da un gruppo di genitori contro la seconda ordinanza firmata dal governatore Massimiliano Fedriga, che conferma il rinvio a febbraio della ripresa della didattica in presenza per le scuole superiori. Sono due i punti di forza del nuovo ricorso, ha spiegato l'avvocato Filippo Pesce. Il primo è di merito: si ribadisce l'incongruità anche di questa seconda ordinanza rispetto alle evidenze scientifiche del CTS. Il secondo riguarda invece l'incompetenza da parte della Regione di emettere ordinanze a seguito dell'approvazione di DPCM nazionali. I genitori firmatari di questo secondo ricorso sono 19. Certamente per quanto riguarda i ricorrenti, i presupposti non sono cambiati rispetto alla prima ordinanza, nel senso che nel pieno rispetto di uno stato di emergenza che nessuno disconosce, in primis i ricorrenti che avevano già notificato il primo ricorso, perché le condizioni di salute sono certamente prioritarie, lo stato di emergenza è una cosa che viviamo tutti nella nostra quotidianità e siamo anche consapevoli che il governatore Fedriga certamente non intende danneggiare nessuno, ma certamente intende proteggere la salute di tutti. Quello che noi però riteniamo è che se non si interviene in un delicato contesto che è quello scolastico di secondario e di secondo grado, e quindi di cercare di valutare con maggiore complessità quelli che sono il diritto all'istruzione, ma soprattutto alla salute dei nostri ragazzi, finché questa strada non verrà intrapresa, certamente corre il nostro obbligo di tentare fino in fondo ogni soluzione affinché riprenda quantomeno con piccoli passi, con prudenza, nel rispetto delle norme e delle regole, una didattica che sia quella corretta. Purtroppo la DAD in un contesto epidemiologico come questo certamente è stata una soluzione, però vedendo anche i dati epidemiologici, se non viene affrontato con, ribadisco, maggiore complessità questo aspetto, la didattica a distanza rimarrà la didattica fino a giugno, fino a maggio, perché le prospettive che vengono riportate dal Consiglio nazionale della sanità e anche dalla stessa ordinanza di Fedriga non è che ci lasciano molte speranze su un cambio di rotta su questa diffusione di questo virus. Quindi noi cerchiamo e speriamo che proprio in questo contesto venga affrontato il problema che noi riteniamo essere molto importante, perché ribadiamo anche nell'ultima ordinanza un po' forse, e questa è una piccola critica che voglio muovere, non si è ancora dato adeguato spazio, a mio avviso, alla salute dei ragazzi. E la salute non solo inteso proteggiamo dal Covid, ma questo spero che anche noi genitori, anche io sono padre, lo stiamo facendo ogni giorno, ma questa didattica a distanza sta segnando profondamente la salute psicofisica dei ragazzi. Questo aspetto, a mio avviso, deve essere oggetto di valutazione. So che è stato fatto anche a livello regionale, per carità, però probabilmente qualche passetto in più ce lo stiamo aspettando, insomma, ecco. Quello che dicono i genitori è, data l'evoluzione di questa pandemia, dato anche appunto i dati che la certificano e la descrivono in qualche maniera, è impensabile che nell'arco di poco tempo la situazione torni alla normalità. Quindi i genitori dicono: cerchiamo di capire qual è il modo per ripartire in sicurezza, non posticipiamo semplicemente la decisione. Esatto, il problema deve essere affrontato, noi siamo disponibili, ma la Regione lo sa, ci mancherebbe. Poi ribadisco, non è che siamo uno sparuto gruppo di genitori che si rivolgono all'avvocato, no, è la punta dell'iceberg. I ricorrenti rappresentano un grosso e nutrito gruppo di genitori che anche dal punto di vista morale ci hanno dato grossa adesione al comitato che sta seguendo, anche ci sono state le manifestazioni, mi riferiscono sabato, quindi non è un problema sentito da 15, 11, 10, 20 ricorrenti, è un problema serio, deve essere affrontato in maniera seria, ma siamo qua per quello, ribadisco, non facciamo battaglie inconsapevoli dei rischi che ci sono con la diffusione del Covid, però insomma forse qualche approfondimento in più
e da questo punto di vista l'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri probabilmente ha segnato una strada che vorremmo sia percorsa. Ecco, da quel punto di vista, quello sì, la didattica al 50% in presenza è un primo passo. Se le condizioni del Friuli Venezia Giulia non garantiscono il 75%, magari un 50% potrebbe essere un primo passo. L'importante è che sia affrontato questo problema con forza. Ecco, questo è sicuramente il messaggio. Ed ora andiamo a Fagagna, al Parco dei Castagni, per capire insieme al vice sindaco quali progetti ha l'amministrazione comunale per l'area verde. Lì a Fagagna c'è la nostra Paola Treppo, a te la linea. Eccoci, siamo a Fagagna, in una delle zone più belle del Friuli Venezia Giulia, in questa zona collinare, per parlare insieme al sindaco Daniele Chiarvesi e al vice sindaco qui con me Sandro Bello, dei progetti per la valorizzazione di questa zona, in particolare piste ciclabili, parking, questa zona che tra l'altro è caratterizzata dall'oasi delle cicogne. Buongiorno sindaco, cosa si va a fare per la pista ciclabile? Allora qua proprio siamo in un crocevia che dal parco ci porta verso la zona nord di Villa Verde, verso il golf, e proprio di prossimo avvio un tratto di collegamento proprio da questa rotatoria verso Villa Verde. Alle mie spalle invece, nella direzione proprio dalla Torre del Castello verso Battaglia, è in fase di completamento la procedura espropriativa per un altro tratto che ci porta appunto dalla rotatoria a collegare l'abitato di Battaglia prima di Madrisio, e così per mettere in sicurezza i nostri cittadini. Quindi gli espropri saranno eseguiti proprio prossimamente? Sì, è una questione proprio nelle prossime settimane, c'è già accettazione da parte di tutti i cittadini. Questo la dice lunga anche sul fatto che la gente vuole veramente questo collegamento, per il quale ci stiamo adoperando e contiamo che entro l'estate di poter appaltare anche questo lavoro. E dietro, o meglio davanti a noi, il Parco del Castagno, vice sindaco, buongiorno, che è stato potenziato proprio in questi giorni. Sì, diciamo che intanto buongiorno a tutti. Il Parco del Chiastenare è una piccola oasi di verde per tutta la comunità, e in questi giorni verranno appaltati e inizieranno dei lavori di una certa importanza che riguardano l'area camper. Questo per dare la possibilità a tutti i visitatori non di Fagagna, che possono avere praticamente la possibilità di transitare, di poter fermarsi, ed verrà costituito nella zona nord all'entrata di Fagagna questa area che prevede la sosta di 5 camper con tutte le attrezzature e con tutti i lavori che possono essere per lavori adatti a sostenere questi turisti, che possono avere praticamente tutte le possibilità di sostare per più tempo a Fagagna. In più è stata fatta un'opera realizzata recentemente con i lavori di illuminazione, e tutta l'area è stata riilluminata in maniera che ci sia anche l'effetto sicurezza e un effetto che dia la possibilità di valorizzare sempre di più praticamente questa area verde, che è un polmone nel polmone del cuore del Friuli. Ecco, quindi con la pista ciclabile si arriverà al posteggio, un ampio posteggio che serve il Parco del Chiastenare, che si potrà attraversare e poi raggiungere a piedi anche il colle di Fagagna con i resti del suo castello. Tra l'altro ci sono anche delle novità in chiusura, possiamo annunciarle per Chiesa e Cocello, un gioiello della storia del nostro Friuli Venezia Giulia. Sì, proprio nell'ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato all'unanimità da parte del Consiglio Comunale il nuovo statuto del museo. Questo la dice lunga appunto sul fatto che appunto tutto il Consiglio Comunale ritiene che questa struttura sia un punto di eccellenza del nostro territorio, per cui sempre più sinergia tra l'associazione Chiesa e Cocel, il museo e l'amministrazione comunale, a cui si affianca poi l'Ecomuseo Il Cavalier, la gente di Collina, che appunto tutti assieme cerchiamo di mantenere vive le nostre tradizioni. Ecco, allora qui da Fagagna il simbolo della cicogna alle nostre spalle. Grazie al sindaco Daniele Chiarvesi e al vice sindaco Sandro Bello per la loro presenza, e ti restituisco la linea. Grazie a te Paola, assieme a Martina Beraldo per questo collegamento da Fagagna. Noi ora ci separiamo qualche minuto per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea tra poco.
Bentornati a voi la linea. È in corso a Udine la conferenza stampa della Giunta Comunale per fare il punto sugli ultimi provvedimenti assunti dall'amministrazione. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregorato che si trova per noi in municipio. A te la linea, Isabella. Grazie Alexis, sono con il sindaco Pietro Fontanini qui a Palazzo Daronco. Si sono appena concluse la conferenza stampa appunto di giunta e con il sindaco Fontanini puntiamo soprattutto su un tema che è quello che è stato affrontato e lo chiamiamo anche qui vicino a noi anche dall'assessore Giovanni Barillari. La questione immigrati. Avete preso dei provvedimenti perché effettivamente la spesa sostenuta qui dal Comune è molto alta, ci sono comunque dei rimborsi, dei ristori e poi avete puntato anche dal punto di vista del sociale a come sistemare i minori appunto non accompagnati. Da che cosa cominciamo? Intanto dalla spesa complessiva. Sì, la spesa complessiva supera i 3 milioni e mezzo, questi sono i dati del 2020. In un anno rispetto al 2019 siamo aumentati di più di 1 milione. Attualmente abbiamo 153 minori non accompagnati, sono ragazzi che provengono dal Pakistan, moltissimi dalla Bosnia, vengono qui sul nostro territorio, si fanno identificare e noi siamo obbligati a metterli poi nelle comunità dove hanno diritto al vitto, all'alloggio e all'istruzione. Questo costa circa dai 80 ai 90 euro al giorno. Poi se sono anche ammalati, se hanno il Covid, la cifra scoppia, andiamo a 350 euro al giorno per in pratica tenerli in queste comunità. Quindi ecco il perché di questa cifra grandissima di 3 milioni e mezzo che ci sta preoccupando perché finora è stata ristorata in parte dal Ministero dell'Interno e dalla Regione, però non abbiamo più certezza che soprattutto la Regione ci dia i fondi per sostenere questo costo che è molto alto. Ecco, il Comune per quanto riguarda invece i cittadini udinesi sta provvedendo per quelli che ne hanno necessità con 250.000 euro all'anno, dico bene, chiedo scusa al sindaco, sì, sentiamo proprio dall'assessore Giovanni Barillari sì, la situazione. In qualche modo insomma, salta all'occhio il fatto che la spesa che il Comune ha il dovere di farsi carico per i minori stranieri non accompagnati è, come ha detto il sindaco, di circa 3 milioni e 500 mila euro all'anno. Viceversa, per i nostri concittadini le richieste che noi evadiamo sono di 250.000 euro all'anno, che è quanto ci viene chiesto, in questo caso con fondi propri. Viceversa, i fondi sostenuti per le rette per le comunità dove vengono alloggiati questi minori ci vengono ritornate, come ha detto il sindaco, in piccola parte dalla prefettura e in gran parte dalla regione, che finora ha sempre onorato questo carico crescente sulle casse comunali. Ecco, il Comune di Udine ha anche provveduto a dare una sistemazione a questi minori richiedenti asilo e non accompagnati, ospitarli nelle famiglie. Sì, il Comune, come diceva il sindaco, ha messo in campo 2 azioni, una quantitativa e una qualitativa. Quella quantitativa è di aderire a questo progetto, a questo avviso pubblico del Ministero che prevede un ristoro quotidiano di 68 euro al giorno per le rette per le comunità dove vengono accolti, che è leggermente inferiore a quanto attualmente ci viene chiesto dalle cooperative e dalle strutture che gestiscono questo servizio e che speriamo in qualche modo induca a diminuire in qualche modo il costo delle tariffe. E dall'altro punto di vista quello che noi riteniamo più qualificante invece è un progetto oneroso tutto a carico del Comune che prevede il risarcimento per le famiglie fino al 4° grado di parentela con i minori stranieri non accompagnati ritrovati sul nostro territorio, per far sì che questi siano incentivati a farsene carico, con una serie di correttivi che sono volti fondamentalmente a evitare che il minore ospitato nella famiglia o comunque dai parenti fino al 4° grado non diventi uno strumento di reddito e che non sia neanche un peso. E quindi insomma noi pensiamo che questo sia una cosa qualificante, mediamente si è previsto un esborso di 20 euro al giorno per ciascuna di queste famiglie, perché pensiamo che questi ragazzi debbano crescere comunque nel posto migliore che la natura ha stabilito che sia, che è la famiglia.
Ecco, io non lo so se ho ancora tempo a disposizione, attendo lumi dalla regia perché avrei altre anche domande da porre, niente, quindi devo restituire la linea allo studio e qui da Palazzo d'Aronco è tutto, a te Alexis. Grazie a te Isabella, sì, ti chiediamo la linea perché abbiamo un'intervista al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ritardo sui vaccini e ricorsi legali contro le ordinanze sulla didattica a distanza nelle scuole superiori sono i temi che il Governatore del Friuli Venezia Giulia ha affrontato durante la presentazione del nuovo sistema di depurazione del Palasport Crisafulli a Pordenone, ascoltiamolo. Presidente Fedriga, continua la battaglia anche legale per il ritorno in classe degli studenti delle superiori. Qual è l'attuale situazione, visto che la Regione ha emanato una nuova ordinanza che prevede la didattica a distanza fino al 31 gennaio? Per quanto riguarda le scuole, io ho firmato le due ordinanze sapendo la gravità che ha la chiusura in presenza della didattica, ma è altrettanto vero che tutta la prevenzione del Friuli Venezia Giulia, il nostro gruppo di lavoro, ci segnala come la didattica in presenza rappresenti un pericolo prima di tutto per gli studenti, i professori, gli ATA, le famiglie, perché dopo il virus si diffonde nelle famiglie. Dispiace che ci siano continue prese di disposizione come se qualcuno si divertisse a tenere chiusa la scuola in presenza, così non è. Abbiamo una posizione di responsabilità. Ribadisco, mi dispiace che ci siano prese di posizioni strumentali in tal senso, perché in questo momento penso che tutti dobbiamo difendere gli studenti, dobbiamo difendere la scuola e mi sembra che sia qualcuno che invece abbia alzato una bandiera invece che portare avanti delle azioni concrete. Ecco, per quanto riguarda le scuole, torneranno i nostri ragazzi il 1° di febbraio o è possibile addirittura che slitti ulteriormente? Il mio obiettivo è iniziare a tornare in presenza almeno in parte dal 1° febbraio e se la situazione pandemica lo permette noi vogliamo andare in quella direzione. Adesso c'è un nuovo ricorso al TAR, aspettiamo ovviamente rispettosi il giudizio del TAR. Tengo solo a sottolineare in modo molto sommesso che l'INAIL e l'Istituto Superiore della Sanità hanno fatto una ricerca pubblicata poco più di una settimana fa su un giornale internazionale dove sottolinea la correlazione tra aumento di contagi e anche di ospedalizzazione con la scuola in presenza, soprattutto per l'età 14-18. Questo dispiace molto, ma questa è una presa d'atto che dobbiamo fare. Il CTS ho visto che ha motivato la sua scelta dicendo beh, ma non ci sono poi tanti focolai nelle scuole. Adesso qualcuno mi racconta quanti focolai ci sono stati nei teatri, nei cinema, nelle palestre. Me lo dica. Perché a quel punto là non stiamo parlando di gente che vuole andarsi a divertire o a farsi la corsetta, stiamo parlando di gente che lavora e porta il mangiare a casa per la propria famiglia in quell'attività. Quindi adesso mi sto stufando di un atteggiamento dove vengono utilizzati organi scientifici per fini politici. Per questo ho chiesto la convocazione ieri della conferenza delle regioni e i presidenti di regione all'unanimità hanno chiesto oggi di audire il ministro Speranza oppure nella giornata di domani. Vogliamo chiarezza perché in mezzo a una pandemia non si possono fare questi giochetti squallidi. Per quanto riguarda i vaccini invece, i ritardi di Pfizer, qual è la situazione? Abbiamo questa sera alle 20 una riunione con il governo e con il commissario Arcuri. È chiaro che questo ritardo ci crea un danno enorme. Noi penso siamo delle regioni che meglio hanno organizzato la campagna vaccinale, da una parte senza fare i bigliettini del prosciutto per andare a fare i vaccini come ha fatto qualcuno, dall'altra però essendo anche estremamente veloci con un'agenda vaccinale estremamente organizzata. Dispiace perché eravamo partiti molto bene e questo ritardo, intanto penso sia inaccettabile che un fornitore decida lui invece che il cliente come distribuire i vaccini. E poi in un momento come questo ogni giorno è prezioso e questo ritardo farà dei danni alla salute dei cittadini. Sulle case di riposo e sugli over 80, ecco, qui la situazione potrebbe diventare preoccupante? Beh, noi abbiamo iniziato le case di riposo, abbiamo dovuto fermare per questa settimana i nuovi vaccini, stiamo facendo soltanto le seconde dosi, ci auguriamo che Pfizer confermi la fornitura perché così continueremo nelle case di riposo e sicuramente negli over 80 che questa è la priorità. Oggi sento che ogni categoria dice devo essere vaccinato prima degli altri, cioè c'è anche riguardo la scuola per esempio, l'ha deciso ricordo sommessamente il Parlamento l'ordine, dopo si può modificare e lo modifichi il governo, ma non si può sempre cercare quando qualcosa non va è colpa delle regioni, perché anzi noi abbiamo risolto i problemi e oggi penso sia arrivato il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità come ho fatto io firmando le diverse ordinanze. Le coop viaggiano a marce diverse durante le crisi, così come è accaduto durante l'emergenza Covid. Ne hanno risentito soprattutto le coop sociali. Il rischio, secondo Lega Coop, è che in futuro si creino pesanti tensioni sociali.
Mi trovo nella sede della Lega Coop a Udine, sono insieme al presidente di Lega Coop, il vicepresidente e direttore, rispettivamente Livio Nannino, Paolo Felice e Alessio Di Dio. Oggi qui nella sede appunto di Udine si è svolta una conferenza stampa per esaminare la situazione generale, lo stato in cui versa appunto il settore cooperativo. Evidentemente, come accade per tutti i settori, per quanto riguarda l'artigianato, per quanto riguarda l'industria, ci sono delle imprese che magari sono riuscite a resistere all'emergenza Covid, sono riuscite a resistere alla crisi, altre magari si sono sviluppate, solo che in ambito cooperativo, come ci spiega il Presidente, l'atteggiamento è diverso delle aziende. Ma è una caratteristica tipica della forma cooperativa, l'abbiamo registrato anche nelle crisi precedenti, ci sono molti studi che lo testimoniano. E anche quest'anno noi abbiamo registrato nel momento più crudo, nel momento iniziale, dove c'era anche molta improvvisazione, se vogliamo, abbiamo registrato come le basi sociali si siano strette attorno alla loro impresa, nella difesa del proprio posto di lavoro, ma di quella che sentono la loro impresa. È connaturato con la forma cooperativa, quindi non è nulla di nuovo e nulla di strano. E comunque anche il mondo cooperativo dà il suo sostegno al disegno di legge sviluppo impresa, anche se andrebbero apportati alcuni correttivi. Ma sul sviluppo impresa innanzitutto noi abbiamo comunque dato il nostro favore rispetto a un metodo utilizzato che è quello di continuità con quello dell'amministrazione precedente. Non è una cosa scontata ed è importante che non si butti via sempre per principio quello che è stato fatto prima, perché significa ripartire sempre da zero e mai arrivare in conclusione, perché sono indubbiamente provvedimenti che hanno un loro senso solamente visto su un periodo medio-lungo. Quindi apprezzamento sicuramente per il metodo. Per i contenuti c'è molto da riempire in qualche maniera, soprattutto nella parte esecutiva. Noi aspettiamo intanto che la politica decida quali sono le linee generali e poi ci mettiamo a disposizione per riempire assieme i contenuti. Siamo qua. Anche perché siete preoccupati per quello che può accadere con il 1° aprile, liberi tutti, quindi c'è la possibilità che si perdano diversi posti di lavoro, ma nel frattempo, cioè mentre si studiano nuove forme professionali, che cosa può accadere? Perché è questo che vi turba. Ma io non so se il 1° di aprile sarà una data che cambierà, in questo momento è così, probabilmente si sposterà ancora più in là, ma certo che prima o poi queste legislazioni d'emergenza termineranno. Sicuramente il blocco dei licenziamenti terminerà, ma sicuramente anche le moratorie di quelle imprese che magari in questo momento non hanno le risorse per pagare i contributi agli enti previdenziali e via dicendo. Quindi sicuramente il problema più grande della crisi ce l'abbiamo davanti a noi, non ce l'abbiamo dietro a noi. E su questo siamo molto preoccupati ed è necessario che il governo, chi governa, metta attorno ad un tavolo tutte le forze sociali, perché abbiamo bisogno di mettere in campo un nuovo patto sociale che affronti lo sviluppo che vogliamo della nostra regione per i prossimi decenni. Ecco, alcuni dati che riguardano la cassa integrazione e praticamente la situazione del mondo delle cooperative. 12.000 sono le persone che lavorano in ambito regionale. No? Per quanto riguarda le cooperative. 12.000 sono le persone, gli addetti della cooperazione sociale, nello specifico sul tema del welfare, quindi 220 cooperative, 12.000 addetti che nel primo periodo pandemico, di cui nel periodo pandemico sono stati 6.000 in cassa integrazioni. Quindi un impatto devastante per quanto riguarda i lavoratori della cooperazione sociale, che rappresenta da sempre un pilastro portante del welfare nazionale e regionale. Quindi la preoccupazione per il futuro qual è? La preoccupazione è che, a fronte di quello che diceva anche il Presidente, ossia da un lato si ragiona sul recovery fund, dall'altro si dimentica completamente quello che sarà l'esito dello sblocco dei licenziamenti e quindi tutto il tema delle crisi aziendali. Noi siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, buona giornata.